Allora, ma non si può fare sempre questo. Così, oppure tu. Tu stai cantando tanto bene e ne hai avuto di occhi mentre accordiamo strumenti e te lo fai a bascia Maria. Papà, ma Marisa, io ogni tanto mangio a distrarre un poco, ma vengo a pigliare un poco di ispirazione. Chi è sciaccata, non più di ispirazione. Ah, oggi allora non capite, sì, non mi sento ispirata. Ah, voce, lui esce, e poi l'ispirazione mia se ne chiude in mezzo al mare. E come faccio per cantare? Poi la faccio venire l'ispirazione. Io te la giritto, che il avagliolo ci fa perdere tempo appresso a esso. E vedete che sti qua? A voi vi parlano quattro stracina facendo qualunque, vabbè? Non è così. Questi sono artisti. Artisti della posteggia. Artisti veri. Sono i famosi posteggiatori napoletani. Maestro, avrete fermi, sì o no? Non ci sta niente a fare. Visto quando cominciano a appiccicare, non ne ferma più nessuno. Ma perché stavate litigando? Stiamo discutendo per via io, che non può cantare più. E come sarebbe? Non può cantare più? Ma come? Ma lo sapete che avete in mano uno dei mestieri più belli del mondo, che con le vostre voci scatenate emozioni, passioni? Non può cantare? Avete a sapere che per i posteggiatori ci sta nel Giaratello fra Ferdinando Russo e Giosuè Carducci? Ah, non lo sapevo. Non lo sapevi? Allora, Giosuè Carducci arriva a Napoli con la sua allieva prediletta. Lasciamo perdere. Ecco che ce ne porta a noi. A voi, insomma. Che gli venne in mente a Giosuè Carducci? La prima cosa, voleva conoscere per forza Ferdinando Russo e più il telefono. O telefono. Ah, è vero che lui non c'è il telefono. Ah boh, ci ha mandato un bello palumbo con su scritto "Ci vediamo da Pallino", uno dei locali più importanti della posteggia napoletana. E là, Se mangiano una palumma. puntevo lì per 4 chiapparillo. E là ci conosciamo. E così fu. E mentre stavano mangiando, i posteggiatori napoletani attaccarono Shade. Che meraviglia, che le è bella. Versi di Ferdinando Russo. E non ricama, sta mandurinata. Sì, ma noi la conosciamo. Vabbè. Insomma, andarono così bene che la signorina si mettette a chiagnere per l'emozione. Allora Giosuè Carducci si attaccò una nervatura pazzesca, si prese la signorina e se la portò fuori. E non volle neanche più salutare a Ferdinando Russo. Un attacco di gelosia. Furioso, perché quello ci aveva già provato a commuovere la signorina con, che so, la nebbia agli irticolli piovigginando sale. Oppure all'albero a cui tendevi la valvoletta a mano. Ma dove si presentano? I posteggiatori hanno avuto onore e gloria, se non maggiore, almeno pari a quella degli artisti più importanti del teatro dell'epoca. Hai sentito? Io vi devo confessare una cosa. A me la posteggia mi piace proprio. Si era capito. Se a me mi dicessero, signorina, ma lei vuole fare la posteggia o vuole un posto fisso? Io, con tutta la crisi che esista oggi, sai che risponderei? Voglio fare la posteggia. Perché la posteggia non è soltanto un lavoro, no. È una religione della fantasia, del buon gusto, della bellezza, e vivere di questo lavoro è un onore, perché se ci cambi vuol dire che la comunità ti riconosce il diritto a vivere d'artista. Un vanto, perché significa che sei bravo. Ah, evviva la posteggia! Evviva! Evviva! Signori della corte, ho concluso. Bene, brava, grazie. L'avete sentita? E ma vogliamo fare niente. Piano belliamo, maestri. Io non stiamo facendo niente male. Ha avuto un momento di sconforto. Oggi i tempi sono tristi e la vita, quando si amarisce, si tappia con un po' di filosofia. Sentite la voglio, che le tante, ma come diceva la donna Edoardo, quando era la bocca, parlo. Carmela è una bambola e fa amore con me. Mamma è terribile, ma va favore. Allora ci trovata, lo bello ritrovata, Carmela fa sonnambula, poi mi viene a trovare. E fa scemo mamma, e che scusa che una sonnambula che sta bambola che fa. Tutte sere coppa all'asta che vede mi ci passeggiamo. Coppa all'asta che ci stanchia e le righe sta a capo a te. E a